Amici bellini, lo era un video proprio necessario, dovuto e aspettatissimo. Ci siamo guardati questa conferenza e abbiamo degli spunti, abbiamo molti spunti che voglio approfondire con voi, quindi approfondiamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, veramente benvenuto Antonio Rosario Caiazzo, iscrivetevi al canale, lasciate un like per questo approfondimento preventivo. Se poi non vi piace, dici ma tu hai fatto solo il... No, io faccio il commento ad ogni cosa che ha detto, a tutte le domande, quindi datemi il cazzo. Signori miei, Spalletti si presenta in giacca e cravatta, subito una cosa la devo dire, mi sarebbe piaciuto almeno una spilla del Napoli, ma questo non è colpa sua e non è responsabilità sua, serviva, l'abbiamo detto, non si può presentare con niente di ufficiale perché non abbiamo maglie, serviva un po' di colore del Napoli, ma doveva probabilmente pensarci la società, forse non abbiamo spille a Castelvolturno, va bene, non fa niente, comunque si presenta elegante e ci dà la figura di un uomo che sa il fatto suo, che è pronto a rispondere a tutti e che pesa, sta soppesando, sta conoscendo i giornalisti. Noi lo sappiamo, questo è un ambiente infame calcisticamente parlando e quindi è importante che lui conosca, che sappia, che riconosca, che sappia da dove gli arrivano le domande, che tipo di domande gli arrivano per dare le risposte adeguate. Si comincia con Ugolini che parla della discontinuità del Napoli e lui dice: il Napoli è una squadra forte. Forte è uno degli aggettivi che ha usato per tutta la conferenza, la famosa frase uomini forti, destini forti, eccetera eccetera, Napoli forte, squadra forte, giocatori forti, e va bene. E poi aggiunge la consapevolezza, bisogna avere la consapevolezza della propria forza, altrimenti si rischia poi di non metterla in pratica questa forza, ed è una cosa giusta. Per tutta la conferenza mi è sembrato dare delle responsabilità ai giocatori in tutte le sue domande, perché ricordiamo che alla fine in campo i giocatori ci vanno e quindi sono loro che devono mettere in pratica, devono dare quel di più, devono aiutarsi tra di loro e devono dare quel di più per raggiungere il risultato. Il tour dell'anima, Diego, San Gennaro, calcio e miracoli, questa qua è un po' telefonata, però va bene anche così. Lui alla fine, quando poi gli chiedono anche della città, lui dice: io non è che andrò tanto in giro. Ricordiamo che Spalletti è un uomo che per sua scelta vive in campagna, è un uomo che gli piace anche stare nella sua solitudine, nella sua tranquillità, e lui si concentrerà sul lavoro, certamente non se ne andrà in giro, vuole che saranno i tifosi ad andare in giro felici per la città. Dopodiché si parlerà di Insigne e lui dice che ha parlato con lui, ha fatto la telefonata dopo il gol, si è complimentato e poi accenna anche a Di Lorenzo, insomma è contento del percorso che stanno facendo i due in nazionale, e poi parlerà anche della nazionale. E infatti lui dice l'abitudine, lui fa il plauso alla partita vinta con la Spagna, perché quando una squadra è troppo abituata ad attaccare solamente, alle volte si può trovare in difficoltà quando non riesci a fare la partita che vuoi, perché non sempre la puoi fare, ci sono avversari che ti mettono in difficoltà o che ti costringono a fare un'altra partita, e devi essere in grado, questa è una cosa che lui dice, è un segnale che manda ai calciatori, devi essere in grado anche di fare un contrasto, devi essere in grado anche a stare lì compatto, lo dice, lo fa il Liverpool, lo fa il Barcellona, lo fanno tutte le squadre forti, non è detto che bisogna per forza solamente attaccare, e bisogna essere in grado di fare anche le battaglie e le lotte, e fin qui non c'è dubbio. Poi gli chiedono che cosa che cosa ti auguri per te, lui dice io ho tutto, dice una frase bellissima, dice mi deformo in base a chi incontro, e questa frase può essere vista in due modi, poi mi fate sapere voi nei commenti se qualche interpretazione l'avete presa, perché ci sono state alcune risposte aperte che possono portare ad interpretazioni diverse. Mi deformo in base a chi incontro può significare sia mi adatto rispetto a chi mi sto confrontando con, l'ho detta proprio all'inglese, non fa niente, uno mi adatto, due mi deformo nel senso mi imbruttisco, nel senso che io sto bene, un piatto a tavola, la bistecca eccetera eccetera, mi sveglio in grande forma, però magari ci sono delle cose dall'esterno che non mi fanno stare bene e mi intristiscono, magari mi deformo, una deformazione dell'anima. Questa me la dite voi come l'avete interpretata. Dopodiché signori, la stilettata a Totti non è
mancata. Lui dice semplicemente potevi fare una serie TV anche senza di me, nel senso, lui dice questa serie TV è diventata è impregnata quasi sulla figura di Spalletti e su questo antagonismo con Totti, ma Totti ha avuto una carriera talmente straordinaria che potevi fare una serie anche senza proprio citarmi, non ce ne sarebbe stato bisogno. Dopodiché Mimo Malfitato, come ti chiami? Il suo nome? Benissimo, sappiamolo. E quindi lì è lì che lui ci dimostra: devo capirvi, devo studiarvi, chi sei, chi non sei, io sono Spalletti, non vi conosco. Giustamente facciamo andare coi piedi per terra anche tutti gli addetti ai lavori napoletani che si sentono i padroni del mondo dell'opinione e vogliono modificare, deformare, ecco, l'opinione pubblica. Anche lui dice: non ti conosco, chi sei? Ed è importante, e ci ripete che avere i calciatori forti alla fine è quello che poi ti può portare alla Champions League, che è l'obiettivo e che lui definisce l'ossessione della Champions League. Come sarà questo Napoli? E qui, signori, lui ci dice che gli piacerebbe avere una squadra sfacciata. Il paragone con il Napoli, con la risposta di Sarri, è immediato. Non voglio vedere 11 facce di cazzo che palleggiano in faccia a Manchester City. Lui la dice un pochino in maniera più elegante, una fase sfacciata. E poi, quando gli chiedono l'Europa League, non la snobbi, eccetera eccetera, lui dà la risposta che volevo, che è una risposta più beniteziana. Non esiste l'Europa League, non esiste scegliere una competizione, preferirne una, dare la priorità ad una. Esiste la stagione è fatta di Europa League, di Coppa Italia, di campionato, di allenamenti, perché ad ogni allenamento corrisponde poi un mattoncino che metti per fare bene alla domenica, tra virgolette, alla partita che arriverà. Quindi questa, tra Sarri e Benitez, c'è Spalletti in mezzo con tutta l'esperienza che ha sicuramente. Dopodiché lui dà il merito a Gattuso per il percorso fatto, perché si chiede ancora di Napoli-Verona, si guarda indietro. Questa è una cosa pure importante che lui dice a un certo punto, dice: il passato è passato, basta. E lo dice anche in un'altra risposta, quindi praticamente la finiamo di chiedere cose che oltretutto non mi riguardano. E quindi lui dice: sì, l'ultima partita siamo d'accordo, però vediamo come ci siamo arrivati, come ci siete arrivati a questa partita, con un percorso netto, con tante vittorie, altrimenti non arrivavi manco a giocartelo quel match point. E quindi lui poi dà il merito a Gattuso, riconosce il merito a Gattuso per il percorso fatto, per come allena, lo conosce, lo apprezza, e quindi andiamo avanti sotto questo punto di vista. Il percorso è importante. Gli si chiede anche di Inter-Juve e lui sottolinea una cosa, dice che sono cambiati certi vertici, quindi si può prendere come una sottolineatura su Rizzoli, che non ha fatto bene. Sì, questa è una considerazione mia, non è sua, ma la dico io, che non ha fatto assolutamente bene. E lui però ribadisce una certa fiducia nel sistema, perché poi dice: sì, certe volte sono stato penalizzato io, altre volte sono stato avvantaggiato io, e lascia intendere una sorta di tentativo di distensione, no? Non di attacco nei confronti della classe arbitrale, ma partiamo 0-0, partiamo che io ho fiducia nel sistema e poi vediamo. E ci può stare. Ovviamente non ti può dire niente di diverso a priori. E poi quando si parla del VAR, lui dice: comunque il VAR risolve delle cose, poi lo devi usare bene. È chiaro, questo non c'è nemmeno da dirlo. Un accennino aggiunto lì che lui cita, ovviamente, anche delle sue parti, dice che si parlano bene, si capiscono al volo, e dice: è difficile che poi sbagli totalmente un profilo. E questa è un'altra cosa importante, perché dice: non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, se individua un giocatore, comunque è un giocatore da Napoli, altrimenti non sarebbe proprio preso. E poi ovviamente gli fanno la domanda su Emerson e lui lì glissa, e ditemi voi nei commenti se secondo voi si sono sentiti al telefono oppure no. Dice: io non ve lo posso dire, non lo posso escludere, sai, non confermo e non smentisco. È possibile che si siano sentiti, vediamo, perché il sentirsi è una cosa e magari tu lo convinci nel progetto, no? Ti vieni a farti allenare da me di nuovo, sai cosa ti posso dare come allenatore, ma poi sono i violini che devono suonare. Si parla di Osimhen e quindi lui qua introduce
introduce un pochino l'argomento anche tattico e ci dice, lui si è guardato molto calcio in questi 2 anni, e ci dice che adesso c'è questa moda di venirti a prendere alto, quindi il pressing alto dell'avversario, che evidentemente scopre molto spazio alle spalle della difesa, e quindi uno come Osimhen ti può tornare utile. Quindi potremo rivedere l'idea della verticalità che abbiamo visto anche con Gattuso, quindi meno palleggio forzato e insistito e più ricerca della verticalità quando ti vengono a prendere. Ora bisogna capire se ti vengono a prendere lui vuole uscirne con una trama di passaggi oppure vuole partire con il lancio. A quel punto, se parti con il lancio, devi accorciare, ma questo è un discorso tattico bellissimo che affronteremo ovviamente alle prime amichevoli. Ovviamente cita Mertens, cita Petagna e dice una frase importantissima, dice comunque c'è una distanza da colmare, e qua secondo me il richiamo alle altre squadre più attrezzate comunque in attacco ci sta, perché comunque ricordiamo che l'Inter c'ha sempre Lukaku e Lautaro, ricordiamo che l'Atalanta Zapata, Muriel eccetera eccetera eccetera, e quindi attenzione alla distanza da colmare, anche perché Mertens ci viene a mancare, Petagna non lo so quanto possa dare sotto questo punto di vista. Secondo me la distanza da colmare si deve fare un acquisto, ma poi vediamo che cosa succederà. Ovviamente dice che l'atteggiamento deve essere versatile, bisogna essere compatti, corti e pensare alla fase difensiva, e lo chiede agli attaccanti, perché se gli attaccanti fanno una fase difensiva importante danno meno tempo e spazio al difensore avversario di impostare l'azione, quindi è importante che gli attaccanti aiutino nella fase difensiva, ed è tutto giusto. E poi, mentre ci conferma il 4-2-3-1 come modulo di base, ci dirà anche che il 4-3-3 è facile da fare, basta abbassare insomma il trequartista, il quadrilatero, i due mediani che si mettono in verticale. Questa è roba facile, ragazzi, non è... molti per esempio nella chat, la chat mi ha fatto molta tristezza, la chat del YouTube ufficiale del Napoli, perché c'è un'ignoranza, vabbè, probabilmente sono quasi tutti ragazzini che non lo capiscono, si mush, così. Hashtag o filosofo al 100% uscirà, perché siamo ignoranti noi, perché Spalletti si fa capire benissimo e quello che ha detto era tutto chiarissimo. Poi si può prendere una pausa, poi può avere meno ritmo nelle risposte rispetto a me, ecco, io ho più ritmo sicuramente, ma voi per questo avete me. Se lui si prende le pause, io faccio un video dove 2 ore, 1 ora e un quarto di conferenza ve lo racchiudo in 13 minuti, non c'è proprio problema. E ci dice una cosa interessante, che i giocatori hanno già un debito con lui, e qua mi dite anche voi nei commenti. De Laurentiis interviene dagli spalti, mi piace che De Laurentiis fosse seduto e non dall'altra parte della scrivania, sotto questo punto di vista. Poi quando lo inquadravano mi sembrava un po' assonnato, questo non è il massimo, però interviene su questa cosa qua, dice il debito ce l'hanno anche con me, e lui fa proprio una questione di debito economico. Secondo me Spalletti lì sta dicendo il debito con me perché io avevo già probabilmente dato la mia disponibilità e loro non sono andati in Champions, quindi non mi fanno giocare non mi fanno allenare una squadra in Champions. I paragoni con Mourinho non servono, non si devono fare, ovviamente lui ha grande rispetto del comunicatore Mourinho oltre che dell'allenatore Mourinho, e si parla di questa frase che Mourinho ha fatto cambiare a Roma, e lui dice la frase la teniamo pure noi, e ovviamente che tristezza, devono mostrare una casacca fatta veramente a pane e puparuoli perché non abbiamo magliette, e la casacca dice sarò con te e tu non devi mollare, e lui la spiega e dice sì, la città è con te, avremo ipoteticamente, speriamo, l'unione di intenti da parte dell'ambiente. Spero che tu non sia un illuso, perché gliene diranno di ogni alle prime sconfitte, ma tu non devi mollare, perché la responsabilità ai giocatori è importante. Io non devo motivare nessuno, dice, ed è fantastica questa cosa qua, perché tu sei un professionista, quale emozione? Io non devo motivare nessuno. Giocatori professionisti che pigliano una barca esordio per fare uno dei lavori più belli del mondo per pochi anni e stanno a posto per tutta la vita, io li devo motivare? Ma assolutamente no. E quindi va bene. E lui ripete anche: signori,
questa è una di quelle città dove tu entri nella storia se fai bene, se vinci e se fai le cose come si deve per il piccolo spazio in cui tu sarai sotto contratto, dopodiché entri nella storia per sempre, diventi eterno. Gli esempi si sprecano, voglio dire, noi ancora stiamo dicendo Cavani, dove sta Cavani il migliore, eccetera eccetera. Per un po' lo abbiamo fatto con Higuain ha mollato, ma sarebbe potuto diventare il dio dei tempi moderni a Napoli, e quindi lui dice questa cosa qua: se voi vi mettete d'impegno, voi giocatori, non sta rispondendo a noi, sta rispondendo già ai giocatori, se voi vi mettete d'impegno per gli anni che avete a Napoli, diventate eterni e poi è tutto a posto, e questo è importantissimo. Il VAR aiuta, lo abbiamo detto, il Napoli è una città emozionante, l'abbiamo detto, entrare nella storia l'abbiamo detto, cita anche Zielinski, non lo vuole lasciare fuori dalle citazioni degli attaccanti, e poi si accenna a un matrimonio che lui spera sia lunghissimo, ma ovviamente a lui piace che ADL sia uno che dice quello che pensa e non pensa a cosa deve dire, però ovviamente quando ci sono delle cose che non vanno bene lui, Spalletti, parlerà, quindi non solo De Laurentiis dirà quello che pensa, anche Spalletti lo farà. Ancora un accennino alla questione tattica, dove lui dice Di Lorenzo fa bene anche il 3,5, nel senso che con l'Italia se portano in avanti il terzino sinistro, Di Lorenzo si accentra e si difenderà a 3, quindi questo è un altro accenno tattico secondo me interessantissimo, niente di trascendentale, niente di incredibile, però insomma anche indizi di mercato sono quelli che a lui questa rosa piace e parla solo dei giocatori che ha. Se questi giocatori non li avrà più perché qualche offerta arriverà appropriata e irrinunciabile, questi giocatori partiranno, ovviamente si dovrà fare qualcosa per rimpiazzarli. Nel frattempo noi sappiamo che dobbiamo fare qualcosa a sinistra e in mezzo al campo. Se poi non si muove nessuno perché le offerte che arrivano non soddisfano, questa sarà la squadra da cui ricominciare e vediamo, speriamo di poter fare meglio rispetto agli avversari, perché secondo me fare meglio dell'anno scorso in termini di punti e di vittorie non sarà facilissimo, ma magari sono gli avversari che possono inciampare. Un po' una stagione sfortunata per qualcuno, non faccio nomi perché non c'è bisogno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere quali sono state le vostre impressioni su Luciano Spalletti o filosofo. Signori miei, se non lo capiscono è colpa di chi non lo capisce, per me è stato chiarissimo e si è presentato molto molto bene, non vedo l'ora di vederlo in pratica sul campo. Per quanto riguarda le conferenze, se lo lasciano parlare, secondo me ci divertiamo, e ci divertiamo anche ad analizzare certe parole che non sono banali, ma sono a metà, capite? Sono a metà tra quello là che si metteva un pochino delle dita troppo nel naso e speriamo di lasciarcelo alle spalle, quelli che invece, capito, fanno gli accentratori della comunicazione tipo Mourinho eccetera eccetera, è a metà, ma credo che i giocatori lo riterranno molto credibile perché è un allenatore che l'esperienza ce l'ha. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Io non mi ricordo come mi chiamo.